facendo parte del coro la missionaria Noemia di Portogallo, la missionaria Ashley di Germania, anche la sorella che è con noi di Portogallo, la missionaria Veronica. Per noi è un piacere avervi con noi. Cantiamo tutti insieme, amen? Gloria a Dio, innalziamo il nome del Signore. Trovo amor, pregare Dio fa bene all'anima, parlar con Dio fa bene a me. Parlar con Dio, che privilegio. Al Creator, sentir che i cieli sono aperti, sentir la voce del Creator. Grande è il nostro Dio. Parlare con Dio fa bene all'anima, amen. Parlare
stare con Dio troviamo la calma, troviamo l'amore. Alleluia. C'è il Salmo 73 che ci dice che mentre il salmista stava attraversando un momento di una depressione spirituale, un momento difficile della sua vita, lui dice, nel Salmo 73, lui dice: finché io non sono entrato nel santuario. Perché quando entriamo alla presenza di Dio, quando parliamo con Dio, tutte le cose cambiano. Gloria al nome del Signore. Le cose cambiano dentro di noi e intorno a noi. Perché la preghiera è un mezzo potente che la Chiesa ha nelle mani, e questo mezzo, fratello, sorella, dobbiamo usarlo nel nome di Gesù. Perché ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno. Amen. Alleluia. Vogliamo raccogliere la nostra offerta? Voglio invitare i fratelli dell'offerta. Alleluia. Vogliamo pregare, fratelli, vogliamo metterci in piedi, Chiesa del Signore, e vogliamo pregare per l'offerta. Amen. Voglio invitare il diacono Jonathan a pregare per l'offerta. Vieni. Alleluia. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Vogliamo pregare? Amen. Oh Signore, noi ti ringraziamo questa sera per la tua presenza. Noi sentiamo la tua presenza forte qui in questo luogo, Signore. Io ti prego, Signore, di benedire, Signore, le nostre entrate, le nostre uscite, Signore, di benedire questa offerta, di benedire ognuno che offre, Signore, con un cuore gioioso, Signore. Noi ti preghiamo, Signore, per l'avanzamento della tua opera. Noi, Signore, offriamo a te, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Sì. Vai, sorella. Alleluia. Alleluia. Amen. Gloria a Gesù. Possiamo ancora metterci in piedi? La musica parla di gioia, ma è anche gioiosa. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Tu sei sceso dal cielo per venire
saprò che la gioia del Signore è la mia forza è. La gioia del Signore è la mia forza è. Tu cambi il lutto in danza, le lacrime in festa, tu saci la paura e calmi la tempesta. E se mi sento afflitto, io sceglierò di rallegrarmi nel tuo nome. Tu cambi il lutto in danza, le lacrime in festa, tu scacci la paura e calmi la tempesta. E se mi sento afflitto, io sceglierò di rallegrarmi nel tuo nome. Nel deserto, nella valle, nel dolore, tu sei gioia, nella malattia, nella povertà, nella depressione, tu sei gioia, nella tua gioia brucia dentro di me, il tuo amore scaccia le tenebre, nella debolezza io saprò che la gioia del Signore è la mia forza è. La tua gioia dentro di me, il tuo amore scaccia le tenebre, nella debolezza io saprò che la gioia del Signore è la mia forza è. La gioia del Signore è la mia forza è. La gioia del Signore è la mia forza Alleluia. Alleluia. Adesso, fratelli, vogliamo avere un orecchio attento a quello che il Signore ancora ci dirà attraverso il suo servo, attraverso la sua parola. Amen. Amen. Pastore Roberto. Glória a Dio. Muito bem, a paz do Senhor, irmãos. Pace a tutti, fratelli. Estamos regozijados no Senhor. Siamo felici nel Signore. Temos aqui o resultado de 10 anos de trabalhos. Risultato di 10 anni di lavoro. Sì. Há pouco o irmão me pediu para fazer uma entrevista Poco fa un fratello mi ha chiesto di fare una intervista e perguntou para mim o que eu pensava sobre o trabalho durante esses 10 anos. e mi ha chiesto cosa pensavo sull'opera in questi 10 anni. E eu, naquele comentário que fiz, eu percebi e trouxe In quel commento che ho fatto ho portato, falando justamente sobre a edificação do trabalho aqui na Itália. un commento sull'edificazione dell'opera qui in Italia. A palavra de Deus nos mandou fazer discípulos, ensinar, La parola di Dio ci ha detto di fare discepoli, di insegnare, e percebemos que Deus está fazendo crescer o seu e trabalho percepiamo che Dio sta facendo crescere la sua opera dentro da palavra de Deus, dentro della sua parola, fazendo surgir novos obreiros, facendo sorgere nuovi operai, novas lideranças. una nuova leadership.
E isso é muito bom para a igreja, E questo è molto buono per la Chiesa, porque a igreja não pode depender apenas do missionário, perché la Chiesa non può dipendere solo del missionario, mas precisa de ter outras pessoas que o ajudem a fazer o ma trabalho. bisogna avere altri che gli aiuti a fare l'opera. E Deus está fazendo isso aqui na E Dio sta Itália, facendo questo qui in Italia, dentro de uma visão missionária, dentro di una visione missionaria, orientados dentro da visão da palavra de Deus. guidati sulla visione della parola di Dio. E isso faz toda a diferença na igreja, E questo fa tutta la differenza nella Chiesa, porque quando a gente é formado como obreiro numa igreja perché quando siamo preparati come operai in una Chiesa e ensinado a se comportar como obreiro do Senhor conforme a palavra de Deus, ed insegnati a comportarsi come un operaio nella casa del Signore, isso faz toda a diferença. e questo fa tutta la differenza. E durante esses 10 anos, E per tutti questi 10 anni nós estamos vendo aqui o crescimento nesse sentido. possiamo vedere la crescita in questo senso. Gerar um obreiro demora, Generare un operaio ci vuole tempo. não é algo que chegou hoje e amanhã já é um obreiro. Non è una cosa che arriva adesso e domani è già un operaio. É preciso tempo Ci vuole tempo, para que ele não seja um neófito, um novo convertido. perché non sia un neofito, un nuovo convertito. Porque a Bíblia nos diz que o novo convertido ele pode ficar soberbo. Perché la Bibbia dice che il neofito può diventare soberbio. Ah, agora eu sou pastor. Ah, adesso sono pastore, Agora eu sou evangelista. adesso sono un Ai, evangelista. agora eu sou presbítero. Respeite que eu sou Oh, presbítero. rispetto perché adesso sono un presbitero. Não é assim. Non è così. O presbítero é um servo da igreja. Il presbitero è un servo della Um Chiesa. diácono é um servo da Il igreja. diacono è un servo della Chiesa. Um ministro é um servo da Un igreja. ministro è un servo della Chiesa. Porque aquele que está sendo indicado para servir Perché quello che è indicato per servire precisa ter humildade no seu ha coração. bisogno di avere umiltà nel suo cuore. Então isso é muito importante na formação do obreiro. E questo è molto importante nella formazione di un operaio. Porque se você percebe que a pessoa se acha tanto assim, Se percepisce che qualcuno si sente tanto così, é porque não está plenamente ainda preparado. perché ancora non è pronto. Mas o que é chamado por Deus, Ma quello che è chiamato da Dio ele reconhece a sua limitação, riconosce i suoi limiti, a sua incapacidade, la sua incapacità, porque a Bíblia diz perché la Bibbia dice que a nossa capacidade vem de Deus. che la nostra capacità viene da Dio. E Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, E Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni capitolo sem 15, mim nada podeis senza fazer. di me non potete far nulla, Que possamos permanecer no Senhor, che possiamo rimanere nel Signore, agradar ao Senhor. e gradendo Lui. E a Bíblia nos diz: agrada-te do Senhor, La Bibbia ci dice, gradite il Signore e o Senhor concederá o desejo do e teu Lui coração. concederà ciò che desidera il tuo cuore. Então que Deus nos abençoe e ajude em tudo. Che Dio vi benedica in ogni cosa. Tenho a felicidade de estar aqui com meu companheiro João Vitor. Sono felice di essere qui con mio compagno João Victor, Também Renato, anche Renato, que foram jovens na igreja, che sono stati giovani nella Chiesa, que eu vi crescer. che ho visto crescere. Vi crescer na idade, Ho visto crescere in età, vi crescer no ho casamento, visto crescere nel matrimonio, vi crescer na fé, ho visto crescere in fede, vi crescer no ho ministério. visto crescere nel ministero, Tive o privilégio de colocar as mãos consagrando ho a avuto il eles. privilegio di consacrargli, E isso para mim é uma alegria muito grande. e questo per me è una gioia immensa. Hoje eles estão aqui na Europa, Oggi loro sono qua in Europa, dando frutos na obra de portando Deus. frutto nell'opera di Dio. É uma liderança jovem ainda, È una leadership molto giovane, que foi levantada por Deus para estar aqui. che è stata alzata da Dio per essere qui. E é isso que certamente vai acontecer aqui na Itália também. E questo succederà anche qui in Italia, Que uma nova liderança che una nuova leadership vai ser levantada, sarà alzata, mas gente boa, ma gente buona, gente humilde, umili, gente crente, credenti, gente fiel, gente fedeli, que vai pegar na mão che darà la mano e vai dizer: eu te ajudo, e dirà io ti eu aiuto, te ajudo, io ti aiuto, eu te ajudo, eu ti aiuto, eu te ajudo. io ti aiuto. Então se cumpre a palavra de Deus.
Deus, Quindi si compie la parola di Dio. ao outro ajudou, Uno all'altro ha aiutato e ao seu companheiro disse: e al suo compagno disse: esforça-te, sforzati, esforça-te, sforzati, esforça-te. sforzati. Então isso para nós é uma alegria muito grande. Quindi questo per noi è una gioia immensa. E eu fico feliz Quindi rimango felice quando eu vejo os meus irmãos pregando a palavra. quando vedo miei fratelli predicando la parola. Eu fico com o meu ministério realizado, Io rimango col mio ministero realizzato, porque é um fato que daqui a pouco eu vou passar. perché è un fatto che fra un po' io passerò. Não é se vou passar, Non è se passerò, mas quando vou passar. quando passerò. E se nós estamos em passagem, Se noi siamo di passaggio, é preciso que a gente tenha capacidade de gerar uma nova liderança, bisogna avere la capacità di generare una nuova leadership, para que o trabalho não pare. perché l'opera non si fermi. Quando o pastor Altair retornou, Quando il pastore Altair è tornato, e aqui ficou um tempo, e qui è rimasto un tempo, e veio o pastor João Vitor, è venuto il pastore João e deu Victor prosseguimento ao e ha trabalho. continuato l'opera. Quando o pastor Isaac estava em Abreu Lima, Quando il pastore Isacco era in Abreu e e eu Lima, depois fiquei no lugar, e dopo ho preso a l'incarico, minha maior preocupação la mia più grande era preoccupazione dizer: Jesus, era, dicevo, Gesù, eu recebi um trabalho tão bonito, io ho ricevuto un'opera così bella, não deixe encolher da minha mão, non permetta che diminuisca nelle mie mas que mani, possa crescer, ma che possa que crescere, possa che florescer. possa fiorire, E eu posso ver e che io possa vedere, que o pastor João Vitor io posso vedere che il pastore João Victor, está o trabalho florescendo e crescendo nas suas mãos. che l'opera sta crescendo e fiorendo nelle sue E mani, vocês estão de mãos dadas com ele. e voi siete con le mani insieme a lui. E se permanecerem assim, E se rimanete così, compreendendo que a obra é de Deus comprendendo che l'opera di Dio, e não de homens, che l'opera è di Dio e non di uomini, então a obra vai continuar quindi crescendo. l'opera continuerà a crescere. Mas eu falo muito, Ma io parlo molto, então eu vou parar, quindi io mi fermo, porque quem vai pregar hoje é o pastor Renato. perché chi predicherà la parola è il pastore Renato. Então, depois que ele pregar, Dopo che lui predicherà, se vocês quiserem, eu prego até meia-noite. se volete io predicherò Mas fino alla agora vai ser mezzanotte. ele. Però adesso sarà lui. Amém? Amen? Vem cá, meu filho. Viene, pastore. Pace a tutti. Ah, se falar alguma coisa. So già parlare qualcosa. Queridos irmãos, estou muito alegre Cari fratelli, sono molto allegri em estar aqui mais uma di vez. essere qui ancora una volta E dessa vez também com o nosso pastor, nosso líder geral, e questa volta con il nostro pastore e presidente internazionale que é como um pai para nós. che è come un papà per noi E não só ele, mas também os nossos pastores que lhe acompanham. e non soltanto lui ma anche i pastori che sono venuti con lui. Quando nós olhamos para ele, é como se estivesse olhando para a nossa família, Quando noi li guardiamo è come se fosse guardassimo la nostra famiglia, olhando a nossa casa. guardando a casa nostra. Isso nos faz sentir mais perto. Questo ci fa sentire più vicino. Também fico feliz em ver os irmãos aqui da Itália, Sono anche felice di rivedere i fratelli qui in Italia que têm feito este bonito trabalho para a glória de Deus. che fanno questo bello lavoro per l'opera di Dio. E já temos ouvido tantas palavras poderosas, Abbiamo già sentito tante parole potenti. mas muito honrado com a oportunidade que o pastor nos concede Mi sento molto onorato per questa opportunità che il pastore mi concede. O Espírito Santo nos guia para João 4. Lo Spirito Santo ci guida per Giovanni 4. Estamos dentro de um culto de gratidão e de uma conferência missionária. Siamo in un culto di gratitudine e una conferenza missionaria. E aqui nós temos uma reflexão de um dos mais lindos encontros de Jesus. E qui abbiamo una riflessione di uno dei più belli incontri di Gesù. Também saudando o missionário pastor Versosa Voglio anche salutare il missionario pastore e Vesosa irmã e Noêmia, la sorella la e missionaria também o Noemi casal que ele e acompanha. anche la coppia che sono venuti con loro. Também são amigos nossos. Anche loro sono cari amici.
Nesse encontro que o Senhor Jesus teve, In questo incontro che il Signore Gesù ha avuto, algumas lições poderão ser tiradas. alcune lezioni possono essere raccolte di questo testo. Eu vou pedir que a missionária Priscila leia do versículo 1 ao versículo 6. Leggiamo dal versetto 1 al 6. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or egli doveva passare per Samaria. Arrivò dunque in una città di Samaria detta Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Or qui c'era il pozzo di Giacobbe e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo, era circa l'ora sesta. Aqui nós temos algumas informações geográficas. Qui noi abbiamo alcune informazioni geografiche. O ministério de Jesus era feito de viagens. Il ministero di Gesù era fatto di viaggi. Ele vivia andando de um lado para o outro, Lui camminava da una parte all'altra, mas isso não se referia a uma pessoa sem destino. ma questo non voleva dire che lui era una persona senza un destino. O fato de Jesus andar muito Il fatto che lui andava così tanto era mostrar justamente que ele tinha um itinerário era fare vedere giustamente che lui aveva un itinerario para alcançar corações. per raggiungere i cuori. Ainda que o itinerário geográfico não seguisse uma lógica humana, Anche se l'itinerario geografico non seguisse una logica umana, Jesus estava disposto Gesù era disposto a seguir qualquer distância. a fare a camminare qualsiasi distanza. Ele não olhava para o local, Lui non guardava il posto, não olhava para o tempo, non guardava il tempo, nem olhava para as pessoas que ali estavam. nemmeno per le persone che erano lì. Ele olhava para corações Lui guardava i cuori e alcançava esses e corações, raggiungeva questi cuori. ainda que o lugar, Anche se il posto, o tempo il tempo e as pessoas e le persone não fossem benquistas pelos outros. non fossero ben voluta per gli altri. Muitas das vezes que Jesus marcou esses encontros, Tante volte Gesù ha fissato questi incontri, outras pessoas poderosas altre persone potenti e de relevância na sociedade e che erano rilevanti nella società não fariam esse encontro, non farebbero questi incontri, mas Jesus fazia. ma Gesù li faceva. E aqui nós temos Jesus num local que aos olhos dos seus amigos, dos seus companheiros, era impróprio. E Gesù era qui in un luogo che agli occhi dei suoi compagni era improprio. Estamos falando de Samaria. Stiamo parlando di Samaria. Aqui temos Jesus num horário impróprio. E anche in un orario improprio. Versículo 6 diz que era o meio-dia. Versetto 6 dice che era a mezzogiorno. E aqui temos Jesus com uma pessoa imprópria. E qui abbiamo Gesù con una persona impropria. O versículo 7 diz que era uma mulher samaritana. Il versetto 7 dice che era una donna samaritana. Jesus estava aos olhos dos homens, Gesù era agli occhi degli uomini, no lugar errado, nel posto sbagliato, na hora errada, nell'ora sbagliata, com a pessoa con errada. la persona sbagliata. Aos olhos humanos, Agli occhi umani, mas aos olhos divinos, ma agli occhi divini tudo é diferente. tutto è diverso. O Senhor Jesus é especialista em quebrar Il protocolos que os Signore homens Gesù criam. è specialista in rompere i protocolli che gli uomini creano. E não só o que os homens criam. E non solo quelli che creano gli uomini. Às vezes Deus quebra os seus próprios A protocolos. volte lui spezza anche i suoi propri protocolli. Havia um protocolo judaico. Aveva un protocollo giudaico. Homens não falavam com mulheres Uomini non parlavano con le donne em lugares públicos. in luoghi pubblici. Isso era uma etiqueta social. Questo era un insegnamento di un'etichetta sociale. Havia também um protocolo religioso. Aveva anche un protocollo religioso. Judeu não interagia com samaritanos. Giudei non parlavano con i samaritani. Era uma rixa, um conflito histórico. Era un conflitto storico. Isso não era uma novidade para Jesus. Non era una novità per Gesù. E havia também uma convenção
em relação ao clima, um costume em relação ao clima. Aveva anche un'abitudine in confronto del clima. Era uma região desértica. Era una regione desertica. Se alguém tinha algo para resolver, Se qualcuno aveva qualcosa da fare, com certeza não seria ao meio-dia. sicuramente non sarebbe a mezzogiorno. Mas aqui o Senhor Jesus Ma qui il Signore Gesù encontrou a oportunidade ha trovato l'opportunità de alcançar um coração. di trovare un cuore. Se ele fosse no horário que as pessoas queriam, Se lui fosse nell'orario che le persone volevano, não encontraria esse coração. non avrebbe trovato questo cuore. Se ele fosse seguir a rota geográfica, Se lui seguisse il percorso geografico, ele não chegaria neste coração. lui non avrebbe arrivato a questo cuore. E se ele fosse seguir a etiqueta social, E se lui fosse, come dice la società, ele também não alcançaria esse coração. anche lì non troverebbe questo cuore. E se nós pararmos para olhar para a nossa vida, E se noi ci fermiamo per guardare la nostra vita, talvez, magari, ou com certeza, oppure sicuramente, Jesus quebrou alguns protocolos Gesù ha rotto alcuni protocolli para alcançar os nossos per corações. raggiungere i nostri cuori. Porque nós não éramos isso tudo que a gente pensa que era. Perché noi non eravamo tutto questo che pensiamo che eravamo. Alguns de nós estavam em vales profundos, Alcuni di noi eravamo in una valle profonda, em cavernas, in caverne, em calabouços, e nei pozzi, em prisões in terríveis. prigione terribile. Mas Jesus olhou para o coração Ma Gesù ha guardato il cuore e disse: eu preciso alcançá-lo. e ha detto: io ho bisogno di Eu raggiungerlo. vou alcançá-lo. Io lo raggiungerò. Porque entre o poder e o querer de Deus não tem distância. Perché tra la volontà O querer e o poder. e il potere di Dio non c'è distanza. E aqui Jesus vai mostrar isso. E qui Gesù ci fa vedere questo. No versículo 7, aquela mulher será surpreendida. Nel versetto 7 questa donna sarà sorpresa, Porque Jesus inicia a conversa. perché Gesù comincia un dialogo. Porque se Jesus não iniciasse, Perché não se- haveria conversa. Perché se Gesù non avrebbe non iniziasse, non ci sarebbe un dialogo. A mulher estava diante de um poço, La donna era davanti a un pozzo, coletando água, prendendo dell'acqua, e Jesus pede o que ela estava ali fazendo. e Gesù chiede cosa stava facendo. Você pode me dar de beber? Ha detto: puoi darmi da bere? É algo muito simples. È una cosa molto semplice. Pedir um copo com água. Chiedere un bicchiere d'acqua. Em alguns locais você nem vai precisar pedir. E ci sono dei posti che non hai bisogno nemmeno di chiedere. Já estará lá à sua espera. Sarà già lì che ti aspetta. Jesus não estava pedindo nada surpreendente. Gesù non stava chiedendo niente di troppo, Mas o contexto daquele pedido ma il contesto di quella richiesta era um contexto improvável. era un contesto improbabile. E o verso 9 mostra a surpresa daquela mulher. E il verso 9 ci fa vedere la sorpresa di quella donna. Ela não precisou que ele repetisse o pedido, Non ha avuto bisogno di ripetere la richiesta, mas olhou para ele ma lei lo ha guardato e disse: como sendo tu judeu, pedes água a mim. e ha detto: ma come mai tu che sei giudeo mi chiedi acqua? E até repete para Jesus que ela era uma mulher samaritana. E ripete a Gesù che lei era una donna samaritana. E o evangelista João, E l'evangelista para os Giovanni, leitores atuais, per i lettori dell'attualità, coloca essa informação também. fa anche vedere questa informazione. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Perché i giudei non vanno d'accordo con i samaritani. Aquela mulher estava acostumada a não ser percebida. Quella donna era abituata a non essere percepita. Ela foi naquele horário para ser uma mulher invisível, Lei è andata a quell'orario per essere una donna invisibile, para satisfazer uma necessidade básica. per soddisfare una necessità basica. Algo tão simples que é pegar água. Una cosa così semplice che era prendere l'acqua. Aquela mulher fazia às escondidas. Quella donna faceva di nascosto. E por que ela fazia às E escondidas? perché lei doveva fare di nascosto? Por causa da vida de pecado que ela tinha. Per causa della vita di peccato che lei aveva. Ela não tinha um bom relacionamento com as suas vizinhas, Lei talvez. non aveva magari un buon rapporto con le sue vicine. Era uma mulher mal falada. Era una donna che era sparlata dappertutto.
battuto. E a prova disso está nos versículos 17 e 18. E la prova di questo è nel versetto 17 e 18. Mas Jesus interrompe ela Ma Gesù va da lei e lhe pede água. e la chiede acqua. Ele não se apresenta, Lui non si presenta, não faz nenhuma introdução, non fa nessuna introduzione, mas ela, ao olhar para Jesus, ma lei, guardando Gesù, percebeu que ele era judeu, ha percepito che lui era giudeo, porque Jesus tinha um comportamento, perché Gesù aveva questo comportamento. tinha um modo de vestir-se, C'era il suo modo di de vestirsi, falar, di que parlare. permitia essa conclusão. Questo permetteva questa conclusione. No verso 10, Jesus não se desculpa Nel verso 10 Gesù non chiede scusa e nem se explica do ponto de vista social. e non si spiega dal punto di vista sociale. Jesus começa a falar de coisas espirituais. Gesù comincia a parlare delle cose spirituali. Mas falar assuntos espirituais com quem é natural Ma parlare delle cose spirituali con chi è naturale gera um desencontro. genera uno scontro. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. La Bibbia dice che l'uomo naturale non capisce le cose dello spirito. Só quem entende as coisas do Espírito é quem é espiritual. Chi capisce le cose dello spirito è chi è spirituale. O espiritual entende tudo. E lo spirituale capisce tutto. Mas essa mulher ainda não era espiritual. Ma questa donna non era ancora spirituale. Jesus já estava falando de assuntos do andar superior. Gesù stava parlando delle cose del piano E superiore ela ainda estava no térreo. e lei era ancora nel piano terreno. E o verso 10, o Senhor Jesus fala: E nel verso 10 Gesù parla. se conheceras o dom de Deus, Se tu, e quem é que está te pedindo água, se tu conosci il dono di Dio e chi ti sta chiedendo acqua, você daria de beber? tu mi darevi da bere, Não, você é que estaria pedindo água. ma non questo, ma tu mi chiedevi acqua. Ou seja, essa mulher não conhecia verdadeiramente Jesus. Cioè questa donna non conosceva veramente Gesù E não conhecia verdadeiramente o dom de Deus. e non conosceva veramente il dono di Dio. Ela tinha um conhecimento prévio sobre esses assuntos. Lei aveva una conoscenza, poca conoscenza su questo assunto, Mas não era suficiente para transformar a vida ma dela. non era sufficiente per trasformare la sua vita. Era apenas um conhecimento cultural, digamos assim. Era solo una conoscenza culturale, diciamo così. Ela não tinha a profundidade do que estava diante dela. Lei non aveva la profondità di quello che era davanti a lei. E a prova que ela era uma mulher que estava apegada ao que é terreno E la prova che lei era attaccata alle cose terrene é que no verso 10 Jesus está falando de assuntos espirituais. è che nel verso 10 Gesù sta parlando delle cose spirituali. Mas no verso 11 ela continua falando do que é terreno. Ma nel versetto 11 lei continua a parlare di quello che è terreno. É muito ruim conciliar as expectativas Non è buono riuscire a conciliare le aspettative de assuntos espirituais di cose spirituali, temi com quem é spirituali, carnal. con chi è carnale. É por isso que antes de apresentar, de conceder o que é espiritual, È per questo che prima di presentare ciò che è spirituale, essas pessoas precisam ser transformadas. queste persone hanno bisogno di essere trasformate. Não basta entrar por essa porta, Non basta entrare per queste porte, botar uma certa roupa, mettere un vestito, adquirir uma Bíblia acquisire una Bibbia e dizer: olha, agora eu estou aqui. e dire io ora sono qui. É preciso uma transformação, Hai bisogno di una trasformazione, independente do diploma, indipendente dalla laurea, da cultura anterior, della cultura anteriore, dos bens. dei beni. É preciso uma È transformação. necessaria una trasformazione. Essa transformação é ensinada no capítulo 3. Questa trasformazione è insegnata nel capitolo 3. Quando um doutor em teologia Quando un dottore in teologia chamou Jesus para ha conversar, chiamato Gesù per parlare, só que ele falava dos assuntos terrenos, però lui parlava degli assunti, dei temi e Jesus terreni, falava dos assuntos de cima, e Gesù parlava di quelli di lassù, e aquele homem não entendia. e quell'uomo non capiva. E Jesus disse: você é tão E inteligente. Gesù ha detto: ma tu sei così intelligente. Vejo diplomas pendurados na parede Io vedo dei certificati sulla e parete você não entende as coisas e espirituais. tu non capisci delle cose spirituali. Você tem que nascer de novo. Tu hai bisogno di nascere di nuovo. E ele disse: como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? E lui ha detto: ma come mai entrerò nel grembo E della mia Jesus diz: madre? bobinho, E Gesù ha detto: poverino, você não está entendendo. tu non capisci. Eu estou falando das coisas Io
espirituais. sto parlando delle cose Do spirituali, sopro do del Espírito. soffio dello Spirito, Que você não vê de onde vem nem para onde che vai. non vedi da dove vieni né dove vai. É indiscernível. Non riesce a É discernire. È incomparável. incomparabile. Mas quando eu sou nascido de novo, Ma quando io sono nato di nuovo, eu sou guiado por este vento. io sono guidato da questo vento. Eu entro nessa realidade, Io entro in questa realtà, nesta dimensão. in questa dimensione. Eu vejo o que ninguém vê. Io vedo ciò che nessuno vede. Escuto o que ninguém ouve. Sento quello che nessuno ascolta. Ah, é porque é um maluco? Ma è pazzo? Não, é porque é nova No, criatura. è perché è nuova creatura. As coisas velhas se Le cose passaram vecchie sono e passate. tudo se fez E novo. tutto è nuovo. Deus precisa abrir as nossas visões aqui Dio esta ha noite. bisogno di aprire le nostre visioni Há stasera. pessoas que ainda estão no patamar terreno. Ci sono persone che sono ancora nel piano terreno. Ainda estão sem entender o ritmo de Deus. Non capiscono ancora il ritmo di Dio. O ritmo de Deus é diferente do Il nosso. ritmo di Dio è diverso del nostro. Não é Deus que nos Non acompanha. è Dio che ci É accompagna. nós que acompanhamos è noi Ele. che dobbiamo accompagnarlo. E o vento está soprando. Il vento sta soffiando. A fonte está aberta. La fonte è aperta. O azeite está escorrendo. L'olio sta essendo O sceso. fogo está Il queimando. fuoco sta bruciando. E o Espírito Santo nos convida. E lo Spirito Santo ci Te invita. aproxima. Vieni. Bebe dessa água. Avvicinati, bevi di quest'acqua. Deixa-se queimar por este fogo. Lasciati bruciare Deixa da ser questo fuoco. soprado por este vento. Lascia essere soffiato da questo Entra vento. na minha presença, Entra te nella envolve mia nas presenza, minhas coinvolgiti coisas. nelle mie cose. Eu quero te fazer uma nova Io vida. voglio farti una nuova creatura. Inclusive para Nicodemos que aqui estão. Inclusive per i Nicodemi che ci sono qui. Para samaritanas que aqui estão. Per le samaritane che ci sono. Que já tem até um certo conhecimento. Che magari conosce qualcosa. Mas ainda não é suficiente. Ma ancora non è sufficiente. Para sair do terreno Per uscire del e terreno entrar no celestial. e entrare nel celestiale. Sair do natural Uscire del e naturale. entrar no E sobrenatural. entrare nel soprannaturale. Sair do temporário Uscire del temporaneo. e entrar no que é eterno. E entrare in ciò che è eterno. É isso que Jesus queria fazer com essa È mulher. questo che Gesù voleva fare con questa donna. O verdadeiro upgrade. Un vero upgrade. Subir de nível. Salire il livello. Jesus queria subir essa mulher de nível. Gesù voleva farla salire il livello. Olha, quem está conversando contigo, Guarda, chi sta parlando con te, na verdade não era para te pedir água, in realtà non era per chiederti acqua, era para te dar. era per darti. E no verso 11 ela diz: mas você não tem nem aí uma caneca, um balde? E lei ha detto, ma non hai portato nemmeno una ciotolina. O poço é fundo. Il pozzo è fondo. E você não tem recipiente. E tu non hai portato nemmeno un barattolo. A referência para ela era o poço de Jacó. E la riferenza per lei era il pozzo di Giacobbe. E no verso 12 ela pergunta: você é maior do que Jacó? E nel 12 domanda, ma sei più grande di Giacobbe? Que cavou este poço e está aqui até hoje Che para ha nós? fatto questo pozzo che è qui fino ad oggi per noi? Claro que quem estava falando com ela era maior do que Jacó. Certo che chi stava parlando con lei era più grande di Giacobbe. Era maior do que Abraão. Era più grande di Abramo. Não ia ser do que Jacó. Figurati di Giacobbe. Mas ela olhava para Jesus Ma lei guardava Gesù como um funcionário da companhia de água, de abastecimento de água. come funzionario, qui qual è? Della compagnia di acqua. Jesus era muito maior do que isso. Gesù era più grande di questo. Porque o poço Perché il pozzo é fundo, è fondo, mas tem um fim. ma c'è una fine. É profundo, È profondo, mas ele tem um limite. ma c'è un limite. Diante dela não estava o poço, Davanti della non c'era un pozzo, estava a fonte. era la fonte che E era agora davanti a Jesus lei. mais uma vez sobe ela de nível. E Gesù ancora una volta vuole farla salire di livello. Você está olhando só para o poço. Tu stai guardando soltanto il pozzo. Eu vou lhe mostrar a fonte. Io ti farò vedere la fonte. Quem beber da água desse poço Chi berrà dell'acqua di questo pozzo tornará a ter sede, avrà ancora sete. porque ele é paliativo. Perché è palliativo. Ele sacia, Lui sazia, mas só por algumas horas. ma solo per alcune Mas ore. quem beber da água que eu dou, Ma chi berrà dell'acqua che io esse do, não tem mais sede. questo non avrà più sete. Na verdade, vai abrir nele uma fonte In realtà aprirà in lui una fonte e vai jorrar e eternamente. sgorgerà eternamente. Você é uma fonte de Deus Te sei também. una fonte di Dio
anche. Quem tem Cristo na vida se torna uma fonte de Quello Deus che na c'è terra. Dio nella sua vita diventa una fonte di Dio sulla É terra. por isso que as pessoas querem estar perto de È você. per questo che le persone vogliono essere accanto a te. Alguém até diz, quando você chegou aqui, o ambiente ficou melhor. Magari qualcuno anche dice quando sei arrivato l'ambiente è rimasto ancora meglio. E talvez as pessoas não sabem nem denominar isso bem. E a volte le persone non sanno mettere un nome in questo. Porque elas atribuem isso a você. Perché loro attribuiscono questo a Você te. transmite boas Te energias, trasmetti buone energie, boas vibrações, buone vibrazioni, boas ondulações. buone ondulazioni. Mas não é você, Ma non sei te. não sou eu. Non sono io. É aquele que jorra em nós. È quello che sgorga in noi. É aquele que fala na tua È boca. quello che parla nella tua bocca. É aquele que usa as tuas È quello mãos. che usa le tue mani. Que caminha com os che teus cammina pés. coi tuoi piedi. Que te toma com che ti poder. prendi nella potenza. É Ele que está dentro de È ti. lui che è dentro di te. Mas Ele não está guardado aí. Ma lui non è. Rios de água viva Lui non è qui, ma i fluirão do fiumi di seu acque vive interior. fluiranno del tuo interiore. Quem crê em mim, Chi crede in me? disse Jesus, Ti ha detto Gesù. rios de água viva Fiume di acque vive. correrão do seu interior. Sgorgeranno dal suo interiore. No abrir da tua boca, Deus gera Nell'aprire della tua vida. bocca genera vita. É por isso que o mundo não quer que a igreja abra a È per boca. questo che il mondo non vuole che la Chiesa apra la Porque a bocca. boca da igreja é o regador de Deus. Perché la bocca della Chiesa annaffia. Quando a Alleluia. igreja ora, Perché quando la Chiesa ora, quando a igreja prega, quando la Chiesa predica, quando a igreja canta, quando la Chiesa canta, Deus está regando o mundo. Dio sta annaffiando il mondo. O mundo está Il desértico. mondo è un deserto. Há uma sequidão. C'è una siccità. Mas no abrir da tua Ma boca, nell'aprire della tua a bocca, terra vai la reverdecer. terra diventerà verde di nuovo. Cante, Canta, ore, prega, pregue, predichi. pois no abrir da tua boca, Nell'aprire della tua bocca, a terra seca vai la terra florescer. secca fiorirà. Rios de água viva Fiume di acqua viva fluirão do seu fluiranno del interior. tuo interiore. Mas não é você, Ma non sei te, é Deus. è Dio. Ah, eu preguei Ah, io ho predicato e tudo mudou. e tutto è cambiato. Nada disso. No, no, Eu cantei io ho cantato e até os anjos se juntaram comigo. e anche gli angeli sono messi insieme a me. Nada disso. No, no. É pó. Pó. Ah, sei polvere. Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Lui sa che la nostra struttura è A polvere. diferença é que esse pó veio para a mão do oleiro. La differenza è che questa polvere è venuta alla mano E del aí o oleiro vasaio. deu formato. E allora il vasaio ha fatto il modello. Mas só tem formato enquanto estiver na mão do Ma c'è oleiro. solo un modello mentre è nella mano del vasaio. Aleluia! Mulher, era para tu estar me pedindo água. Donna, tu dovevi chiedermi acqua. E aquela mulher, evidentemente, percebeu que ali poderia ser resolvido os seus problemas cotidianos. E quella donna lì ha percepito magari che i suoi problemi quotidiani potrebbero essere risolti. Ela foi no poço buscar o quê? Lui è andato al pozzo a prendere cosa? E aquele homem estava falando de quê? E quell'uomo stava parlando di cosa? Mas a água daquele homem Ma l'acqua di quell'uomo não era a água daquela mulher. non era l'acqua di quella donna. E Jesus queria fazer com que tudo isso fosse a mesma água. E Gesù voleva fare che tutto questo fosse la stessa acqua. Essa também é a tarefa da igreja. Anche questo è il ruolo della Chiesa. Conciliar as expectativas dos homens Consigliare l'aspettativa degli uomini com a disponibilidade de Deus. con la disponibilità di Dio. E Jesus fez isso através de um lindo diálogo. E Gesù ha fatto questo tramite un bellissimo dialogo. A conversa já estava chegando a um tom de conciliação. Il discorso stava già arrivando a un tono di convergência. convergenza, di E conciliazione. no versículo 15, Nel versetto 15, depois de muito questionar, dopo tante domande, porque essa mulher só fazia questionamentos. perché questa donna faceva soltanto delle domande. Como é que você fala comigo? Come parli con me? Cadê o seu balde? Dov'è la tua ciotola? Você é maior do que Jacó? Tu sei più grande di Giacobbe? Ela só fazia perguntas. Lei faceva soltanto delle domande. Mas agora ela já estava começando a entender Ma lì lei stava cominciando a que capire aquele homem tinha algo che diferente. quell'uomo aveva qualcosa di diverso. E ela queria aquela E água. lei voleva quell'acqua. E no versículo E 15, nel versetto 15 ela disse: Eu quero essa água. lei ha detto io voglio questa acqua. Mas que água era esta? Ma che acqua era questa? Essa água. Questa acqua. Haviam dois tipos de águas aqui nesta conversa: Avevano due tipi di acqua in questo dialogo. água da fonte eterna L'acqua della fonte eterna e a água do poço de Jacó. e l'acqua del pozzo di Giacobbe. Ela estava ainda com a expectativa na água
terrena. Lei aveva ancora l'aspettativa sull'acqua terrena. E qual é a prova disso? E qual è la prova di questo? Versículo 15. Versetto 15. Me dá, Senhor, dessa água, para que eu Signore. não tenha mais sede. Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete. Mas qual é a prova de que ela não estava falando da água espiritual, mas da água material? Ma qual è la prova che lei non stava parlando dell'acqua spirituale, ma di quella materiale? Verso 15 ainda. Versetto 15 ancora. Para que eu não precise vir aqui buscá-la. Perché io non abbia bisogno di venire qui riprenderla. Ela queria somente a bênção de Deus. Lei voleva soltanto la benedizione di Dio, A providência de la, Deus. la provvisione di Dio. Ah, eu quero. Esse cano aí que faz com que chegue lá em casa. O senhor pode puxar esse cano aí e fazer chegar lá em casa? Io voglio questo cano qui. Tubo. Io Esse voglio tubo. questo tubo. Puoi fare che questo tubo arrivi a casa mia? Ela queria só o tubo. Lei voleva solo il tubo. Mas Jesus queria dar a ela muito mais. Ma Gesù voleva darlo ancora di più. Aleluia. Mas antes do Senhor Jesus dar a ela uma grande bênção, Ma prima che Gesù desse a lei una grande benedizione, Jesus queria fazer ela ser uma grande bênção. Gesù voleva farla essere una grande E benedizione. aí Jesus vai mexer na ferida. E allora Gesù toccherà nella ferita. Como diz o nosso pastor, muito uma palavra bem regional do Come Brasil, dice il pereba. pastore. Non c'è traduzione. Come bem dice il regional. pastore della nostra regione. Pereba. Que é ferida, È ferita. uma ferida guardada, Una ferita custodita, escondida. nascosta. Ela era uma mulher Lei era una que donna tinha uma vida desregrada. che aveva una vita non buona. Era uma mulher que não parava com o marido certo. È una donna che non si fermava con un marito. E no versículo 16, E nel versetto 16, antes de lhe dar a bênção, prima di darla la benedizione, Jesus diz: chama o teu marido e vem Gesù ha cá. detto chiama il tuo marito e vieni qua. E ela disse: eita, Senhor, não posso. E lei ha detto oh Dio non posso. O Senhor mexeu agora num ponto crítico, Tu hai toccato ora un punto critico, num ponto sensível. un punto sensibile. Mas Jesus faz isso. Ma Gesù fa questo. Ele não coloca apenas um remendo. Lui non fa appena un remendo, un Ele rimendo. trata a ferida. Lui guarisce la ferita. Ele transforma a pessoa. Lui trasforma la persona. E Jesus disse: é verdade, eu conheço tua vida. E Gesù ha detto è vero, io conosco la tua vita. E revela a vida daquela mulher. E rivela la vita di quella donna. Ali na beira do poço. Lì davanti al pozzo. Mas isso, ao invés de constranger, Ma questo invece di costringerla, de irritar di irritarla ou de entristecer, o di rattristarla, pelo contrário, al contrario, abriu os olhos daquela ha mulher. aperto gli occhi di quella donna. E no verso 19, E nel verso 19 ela diz: Senhor, lei dice Signore, vejo que tu és profeta. vedo che tu sei un profeta. Se fosse nos dias de hoje, Se fosse nei nostri giorni, vou lhe processar por constrangimento, io ti farò un processo per questo constrangimento. invadindo a minha Sta privacidade. invadendo la mia privacy. Mas ela sentiu o temor de Deus Ma lei ha sentito il temore di Dio e disse: ninguém contou a minha vida a ele. e ha detto ma nessuno ha contato nunca la mia vi vita a esse lui. homem. Non l'ho mai visto. Vejo que és profeta. Vedo che sei profeta. E agora essa mulher começa a subir de nível. E ora questa donna comincia a salire il livello. Quando Jesus constrange ela do Quando pecado. Gesù la costrange del peccato. E quando o Espírito Santo convence E ela do quando lo pecado. Spirito Santo convince lei del Quando peccato. Jesus começa a tratar a ferida Quando dela. Gesù comincia a guarire la sua ferita. Essa mulher que era carnal, Questa donna che era carnale agora começa a entrar na dimensão do Espírito. comincia a entrare nella dimensione dello spirito. Essa mulher que estava falando só de assuntos terrenos, Questa donna che stava parlando dei temi terreni agora vai começar a falar de teologia. comincia a parlare di teologia. Vai começar a falar de adoração. Comincia a parlare di adorazione. Aproveitando que você é profeta, Approfittando che sei eu profeta, tenho uma dúvida. io ho un dubbio. Faz tempo que eu quero ir pro culto. Da tanto tempo voglio andare a un E eu quero culto. saber onde é a congregação. E io voglio sapere dov'è la congregazione. Ao invés daquela mulher dizer, sai da minha frente, Invece di dire esci davanti a me, vou sair daqui. io uscirò di qua. Ela agarrou aquela oportunidade Lui ha preso quell'opportunità. e disse, já que tu entende de coisas espirituais, Lei ha preso l'opportunità e ha eu detto preciso tirar uma dúvida espiritual. io ho bisogno di levare un dubbio spirituale. Era tudo que Jesus queria. Era tutto che Ele Gesù estava voleva. ali por isso. Lui era lì per Ela queria questo. saber o local do culto, Lei irmãos. voleva sapere il luogo del Isso culto. è tremendo, fratelli. Questo è igreja. tremendo.
tremendo. Isso é tão tremendo Questo è così tremendo. que Jesus já tinha quebrado tanto protocolos. Gesù aveva già rotto tanti protocolli. Ele conversou com aquela mulher Lui ha parlato con quella donna que era che era samaritana samaritana em pleno meio-dia, a mezzogiorno, quebrando um protocolo de horário rompendo il protocollo dell'orario cultural. culturale. Quando eu digo que um homem não falava com uma mulher, Quando dico che un uomo non parlava con una donna, era para evitar segundas intenções. era per evitare seconde intenzioni. Mas com Jesus não tinha esse perigo. Ma con Gesù non aveva questo Jesus é pericolo. santo. Gesù era É Deus. santo, è Dio. Por isso ele podia quebrar os Per protocolos questo lui poteva rompere i sem protocolli ferir a sua moral. senza ferire la sua morale. Porque quando ele chegava Quando lui arrivava para transformar. lui arrivava per trasformare. Quando ele tocou no Quando filho da viúva de Lui ha Naim, toccato nel figlio della vedova di Naim. ele quebrou um protocolo. Lui ha rotto il protocollo. Não podia tocar em morto. Non poteva toccare il morto. Mas aí é que está o detalhe. Ma è lì che è il dettaglio. Quando alguém ia acusá-lo, Quando qualcuno andava ad accusarlo, você tocou no morto. hai toccato nel morto. Que morto? Quale morto? Tô vendo ele vivo. Io sto vedendo vivo. Aleluia! Alleluia. Não poderia tocar em alguém com hemorragia. Non poteva toccare nessuno con l'emorragia. Mas quando a mulher do fluxo de sangue Ma quando la donna del flusso di sangue tocou em Jesus, toccò in Gesù, quando alguém fosse acusar, quando qualcuno doveva accusarlo, tocou no hemorrágica. ha toccato nell'emorragica. Que hemorragia? Ma quale emorragia? Está curada. È guarita. Aleluia! Por isso Jesus falou com a samaritana. Per questo Gesù ha parlato con la Samaritana. E ela disse: eu quero saber onde é o culto. E lei ha detto: io voglio sapere dov'è il culto. Aquela pergunta deixou o coração de Jesus tão alegre Quella domanda ha rallegrato il cuore di Gesù. que ele disse: eu vou quebrar o protocolo. E lui ha detto: io romperò il protocollo. Versículo 23. Versetto 23. Mulher, Donna, ia chegar a hora. dovrebbe arrivare l'ora. Ia chegar. Dovrebbe arrivare. Mas a verdade é que já chegou. Ma l'ora è già arrivata. Com essa tua pergunta, Con questa tua domanda eu antecipei o tempo. io ho anticipato il tempo. Eu ia fazer isso lá na frente. Io dovevo fare questo Mas lì a tua avanti. vontade de adorar é tão Ma grande la tua voglia di adorare è così grande que eu vou te dizer: che io ti dirò: a hora é agora. l'ora è ora De os verdadeiros dei adoradores veri adoratori adorarem ao Pai adoreranno al Padre, Adorarem ao Pai adoreranno al em Padre espírito e em verdade. spirito e in verità. Onde há um coração quebrantado, Dove c'è un cuore rotto, Deus manifesta a presença Dio dele. manifesta la sua presenza. Deus vai te usar Dio ti userà para mostrar a glória dele. per far vedere la sua Nesta gloria nação. in questa nazione. Corações vão ser impactados, Cuori saranno toccati, vidas vão ser transformadas. vite saranno trasformate. Abre a tua mão pela fé, Apri la tua mano per Recebe la fede. poder. Ricevi potenza. recebe a palavra. Ricevi la parola. O Senhor vai te usar Il Signore ti e userà. vidas serão E vite transformadas. saranno trasformate. Mulher, a hora chegou. Donna, l'ora è arrivata. Hora de adoração. L'ora dell'adorazione. Através da tua vida, Tramite la tua o vita. Deus está trazendo um tempo novo. Dio sta portando un tempo nuovo. Tempo de verdadeira adoração. Un tempo di vera adorazione. Agora aquela mulher já estava no céu, Ora questa donna era no già Espírito, nel cielo, nello na spirito, dimensão de Deus. nella dimensione di Dio. E no versículo E 25, nel versetto 25 ela diz: eu sei, Senhor, lei dice: io so, que o Signore, Messias está para vir. che il Messia verrà. Eu aprendi umas lições da EBD lá que eu fui. Io ho imparato nella scuola biblica domenicale che sono andata. Eu li lá num folheto que me entregaram na evangelização Io ho letto in volantino che mi hanno consegnato nell'evangelizzazione que o Messias está para vir. che il Messia verrà E o nome dele é Cristo. e il suo nome è Cristo. Eu já sei até a versão grega. Olha Io aí. so anche la versione greca. Ela tinha uns conhecimentos prévios teológicos. Lei sapeva qualcosa di teologia. E eu sei que quando ele vier, Io so che quando lui verrà, ele vai explicar tudo. lui spiegherà tutto. Essa mulher estava esperando o Messias, irmãos. Questa donna stava aspettando il Messia, Como a gente fratelli. está esperando Jesus voltar para buscar a igreja. Come noi stiamo aspettando che Gesù torni Essa per mulher prendere la sua estava com chiesa. expectativa por Jesus. Questa donna aveva aspettative su Gesù. E Jesus quebrou outro E protocolo. Gesù ha rotto un altro protocollo. Em João 4, Jesus quebra muitos In protocolos. Giovanni 4 Gesù rompe tanti Qual protocolli. era o protocolo de Jesus? Qual era il protocollo di Gesù? Nunca se apresentar. Mai presentarsi. Quando ele fazia um milagre, Quando lui faceva un miracolo, ele só fazia um pedido. lui faceva soltanto una richiesta. Por favor, não conte a ninguém. Per favore, non raccontare a nessuno. Porque quanto mais a imagem de Jesus fosse publicada, Perché quanto di più l'immagine di Gesù fosse pubblicata, mais pubblicizzata, convulsão geraria na sociedade. più, Turbulências. turbamenti succedevano nella società. Por causa dos seus opositores. Per causa dei suoi oppositori, Jesus quase nunca se apresentava. Gesù quasi mai si presentava.
Até o pai apresentava ele, Anche il padre lo presentava, mas Jesus geralmente não se ma apresentava. lui di solito non si presentava. Mas ele quebrou outro Ma protocolo. lui ha rotto un altro Ele protocollo. olhou para aquela mulher Lui ha guardato quella donna e viu tanta esperança, e ha avuto così tanta tanta speranza, tanta expectativa. aspettativa. Aquela mulher já estava falando de coisas espirituais. Quella donna stava già parlando delle cose Ela spirituali. disse para ele, eu estou aguardando o Messias. Lei ha detto, io sto aspettando il Messia. Jesus disse, eu tenho que liberar uma palavra aqui. Gesù ha detto, io devo Eu liberare tenho una que honrar parola a qui. fé dessa mulher. Io devo onorare la fede di questa donna. E no versículo 26, E nel versetto 26 ele diz uma das frases que eu mais amo. lui dice una delle frasi che io amo, Eu- io amo di più. Sou Io sono este que fala contigo. questo che parla con te. É esse que tu estás esperando. È questo che tu gli stai aspettando. Aqui a expectativa da mulher Qui l'aspettativa della se donna encontrou com a disponibilidade de si Deus. trova con la disponibilità di Dio. Glória! Encaixe perfeito. Un incastro perfetto. A convergência do céu com a La terra. convergenza del cielo con la terra. E no meio daquela conversa, E in mezzo a quello dialogo, no meio daquela plenitude de Deus, in mezzo a quella plenitudine di Dio, uma interrupção. una interruzione. Chegam os discípulos com a marmita. Arrivano i discepoli con il pranzo a sacco. Custou para Jesus levar aquela mulher para a dimensão espiritual. Ha costato così tanto che Gesù portasse quella donna per il piano spirituale. Chegam os discípulos com o pacote do McDonald's. Arrivano i discepoli con il pacco McDonald's. Tenha discernimento espiritual. Abbia un discernimento spirituale. Não interrompa quando Jesus estiver tratando com alguém. Non interrompere quando Gesù sta trattando con qualcuno. Seja sensível. Sia sensibile. Não traga assuntos terrenos quando assuntos espirituais Non estiverem porti sendo un tratados. tema terreno quando il tema spirituale sta essendo parlato. Entre também na dimensão do Espírito. Entri anche te nella dimensione dello spirito. Eles olharam para aquilo e disseram, por que ele está falando com ela? Loro hanno guardato, ma come mai lui sta parlando con lei? Mas esta surpresa, Un'altra sorpresa. este homem vive nos causando surpresas. Questo uomo vive sorprendendoci. Os discípulos também estavam nos assuntos terrenos. Anche i discepoli erano nei temi terreni, Mas aquela mulher já estava na dimensão do céu. ma quella donna era nella dimensione del cielo. Ela já era uma nova mulher. Lei era già una nuova E a donna. maior prova disso E la più grande prova di questo está no versículo 28. è nel versetto 28. O que é que ela foi fazer no poço? Cosa le è andata a fare nel pozo? Buscar água, prender água. Prendere l'acqua. E o que foi que ela levou para buscar água? E cosa le ha portato per prendere l'acqua? Verso 28. Versetto 28. O cântaro. Il secchio. Aquilo dali Quello lì era a riqueza dela. era la sua ricchezza, Porque ele falava da sua maior necessidade. perché parlava del suo più grande bisogno. Mas no versículo 28, Ma nel versetto 28 nós estamos vendo. noi stiamo vedendo, Ela esqueceu o poço. lei si è dimenticata del pozo, Esqueceu água. si è dimenticata dell'acqua, Esqueceu o cântaro. si è dimenticata del Ela secchio. deixou tudo para trás. Lei ha lasciato tutto dietro, Porque a fonte já tinha se aberto. perché la fonte l'ha già E ela aperta. saiu correndo E lei ha cominciato a para a correre cidade per la città, verso para la città, levar a mangueira do céu. per portare il cano del cielo, il tubo del O cielo, tubo do il céu. tubo del cielo. Deixou o cântaro da terra Ha lasciato il secchio della para terra levar o tubo do per céu. portare il tubo del cielo. Eu encontrei o Messias. Io ho trovato il Messia. Encontrei o Salvador. Io ho trovato il Salvatore. Encontrei o Cristo. Ho trovato il Cristo. Encontrei a fonte. Io ho trovato É la muita fonte. água. È tanta É água viva. È acqua viva. Deus está no meio de nós. Dio è in mezzo a noi. Quando Jesus chega na vida de alguém, Quando Gesù arriva nella vita di qualcuno, essa vida é transformada. questa vita è trasformata. Se você veio até a Cristo, Se tu sei venuto da Cristo, mas voltou do mesmo jeito, ma è tornato dello stesso modo, você ainda não foi encontrado com Cristo. ancora non hai trovato Cristo. Lembra do oficial da Etiópia, Ricordati dell'ufficiale dell'Etiopia, lá no livro de Atos, lì nel libro degli Atti, que foi fazer uma visita em Jerusalém che è andato a fare una visita a e Gerusalemme comprou uma lembrancinha que tinha um versículo bíblico. e ha comprato un pensierino che c'era un versetto biblico. E Deus fez Filipe ir ao encontro dele no meio do caminho para lhe dar uma aula de discipulado. E Dio ha fatto Filippo trovarlo in mezzo alla strada per dare una lezione di discepolato. Discipulado ambulante dentro da carruagem. Un discepolato ambulante dentro il carro. E no meio do caminho aquele homem pediu para ser batizado. E in mezzo alla strada quell'uomo ha chiesto di essere battezzato. Foi para Jerusalém como turista. È andato a Gerusalemme come turista. Voltou para a Etiópia como missionário. È tornato a Etiopia come missionario. Aqui em João 4, Qui in Giovanni 4 nós vemos uma mulher noi vediamo una donna que veio buscar
buscar água do poço che è venuto a prendere, e a levou tirare l'acqua del pozzo água da fonte. e ha portato l'acqua della No fonte. versículo 9, Nel versetto 9, ela reconhece que Jesus é judeu. lei riconosce che Gesù è giudeo. No versículo 12, Nel versetto 12, reconhece que ele é maior que Jacó. riconosce che lui è più grande di Giacobbe. No 19, Nel 19, já percebe que ele é profeta. percepisce che lui è profeta. No 25, Nel 25, já reconhece que ele é o Cristo, riconosce che lui è il Cristo, que ele é o che Messias lui è il Messia e não consegue ficar calada. e non riesce a stare No zitta. versículo Nel 29, versetto 29, ela chama todos para conhecê-lo. lei chiama tutti per conoscerlo. Venham ver Venite e vedete se não era o Cristo. se non è il Cristo. Olha a experiência dessa mulher. Guarda l'esperienza di questa A cada donna. momento, Ogni momento Ela conhece mais de lei conosce Jesus. di più di Gesù. Assim devemos ser nós. Così dobbiamo essere A noi. cada dia Ogni giorno devemos conhecer mais de dobbiamo Jesus. conoscere più di E não Gesù. podemos ficar parados, Non possiamo fermarci. porque cristão Perché il cristiano não é espião secreto do céu. non è un spia segreto del cielo. Ele é embaixador de È Cristo. ambasciatore di Cristo. Porque tem muito crente que é espião secreto do céu. Perché ci sono credenti che sono spie segreto del Ninguém cielo. sabe que ele é um crente. Nessuno sa che lui Nem è un ele credente. mesmo, até ele esquece. Anche lui si dimentica. Mas crente verdadeiro Ma un credente vero é embaixador de è Cristo. ambasciatore di Cristo. Ele está em terra estranha, Lui è in una terra estranea. mas ele arvora a bandeira do Evangelho. Ma lui ha la bandiera del Vangelo. Aleluia! Os discípulos de Jesus. I discepoli di Gesù. E aqui eu encerro minha breve E reflexão. qui io finisco la mia riflessione. Os obreiros de Jesus Gli operai di Gesù tentaram fazer evangelismo lá em Samaria hanno provato a fare un'evangelizzazione in Samaria. e foi uma negação. È stato un disastro. Insucesso, desastre. Eles ficaram com tanta raiva Loro erano così arrabbiati que queriam que Jesus permitisse eles orar para descer fogo e matar tudinho. che volevano che Gesù permettesse che scendesse fuoco dal cielo per uccidere Isso tutti. está em Lucas 9. Questo si trova in Luca 9. O grupo de obreiros de Jesus Il gruppo di operai di Gesù não conseguiu marcar non sono riusciti a fissare uma cruzada evangelística em Samaria. un'evangelizzazione in Samaria. E ainda queriam matar o povo com fogo do céu. Volevano ancora che il popolo fosse morto dal fuoco del cielo. Jesus não liberou esse fogo. Gesù non ha liberato questo Mas lá em fuoco. Atos 8, Ma in Atti 8, esses mesmos obreiros, questi stessi operai, anos depois, anni dopo, foram visitar a congregação de Samaria. sono andati a visitare la congregazione E di quando Samaria. chegou lá, estava E quando lotada. sono arrivati era folata. E quem foi que saiu nas ruas evangelizando E primeiro? chi è andato sulle strade a Quem evangelizzare foi que prima? saiu nas portas entregando as primeiras Chi literaturas? è andato sulle porte e ha consegnato i A primi mulher que estava na volantini? beira do poço. La donna che era al posto. Até hoje nós não sabemos o nome dela. Fino ad oggi non sappiamo il suo nome. Mas aquela cidade inteira, Ma quella città, tutta quella através città, dela, tramite lei, conheceu o nome ha de conosciuto Jesus. il nome Glória di a Deus. Gesù. Gloria a Dio. Sim, io conosci il desiderio della mia anima, è come un fuoco ben acceso in me. Sim, io conosci perché io non posso andare nei paesi di questo mondo corrotto. Io vorrei fare il missionario. Io vorrei, Signor, tuo nome proclamare a coloro senza speranza che non sanno che esiste un Dio. Io vorrei annunziarti. Soltanto tu conosci i miei problemi. Soltanto tu, Signor, mi aiuterai, perché so che vivo in te e puoi fare tutto per me. Andrò, Signor, ovunque mi condurrai.
curai, io vorrei fare il missionario, io vorrei, Signor, tuo nome proclamar a coloro senza speranza che non sanno che esiste un Dio. Io vorrei annunziarti, io vorrei fare il missionario, io vorrei, Signor, tuo nome proclamar a coloro senza speranza. Coloro senza speranza che non sanno che esiste un Dio, io vorrei annunziarti. Evangelizzazione, 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 perché è la priorità di Dio. Alleluia, Pastore Roberto. Jamile, pronto? Muito bem. Meus irmãos, é muito bom estar aqui, não é não? Miei fratelli, è buonissimo essere qui, no? Muito bom. Molto buono. Eu acho que eu vou ficar aqui. Penso che rimarrò qui. Não Buono. vou voltar mais para o Brasil, não. Non tornerò in Brasile, ma stanno vedendo. Eles estão vendo. Aleluia. Vão ficar tudo com raiva de mim. Oh, paz e amor. Os irmãos que estão aí através da rede social, I fratelli che ci vedono tramite social não vá dizer isso lá não, viu, irmão? non dicono questo là. É que a gente tem muitos irmãos participando do culto lá no Brasil. È perché ci sono tanti fratelli che vedono, che stanno vedendo la diretta dal Brasile. Aleluia. Não vai espalhar essa notícia aí não. Per favore non condividere questa notizia. Mas que aqui tá bom, tá. Ma che qui